C'è una quota che spetta al Veneto e per quanto mi riguarda ovviamente non posso discuterne né il criterio né le proporzioni. L'arrivo dei profughi, 200 quelli destinati al Veneto, non è negoziabile. Il prefetto di Venezia, che questa mattina ha radunato tutti i vertici istituzionali delle province venete, non usa giri di parole. L'arrivo dei profughi, non è ancora chiaro quanti saranno destinati a Treviso, è previsto per la prossima settimana, ma per ora l'organizzazione è ancora in alto mare. Non c'è alcun termine ultimo preciso alla prefettura di Treviso. Al vertice di questa mattina ha presenziato il questore, 2 funzionari della prefettura e il sindaco di Motta di Livenza Paolo Speranzon in rappresentanza della provincia di Treviso. Un vertice nel quale è stata messa sul tappeto l'ipotesi caserma Maset di Codognè, ma sul tappeto sono finite anche le controosservazioni trevigiane. La prefettura ha in mano una relazione dei carabinieri che sottolineano che anche se si volesse allestire una tendopoli, più che un lavoro di pulizia del piazzale della caserma sarebbe necessario procedere con un disboscamento. L'indicazione che arriva da Roma però è chiara: i grandi centri di accoglienza, 2 o 3 in tutto il Veneto, dovranno essere a non troppa distanza da un aeroporto. Noi abbiamo il problema di fronteggiare l'accoglienza. Fino adesso lo abbiamo fatto evitando qualsiasi tipo di impatto negativo con la popolazione. La popolazione non si è accorta dell'arrivo di queste persone perché fino adesso siamo riusciti a sistemarle nelle strutture di accoglienza. Ora la palla è passata alla Regione con la Prefettura di Venezia che attende una risposta da Palazzo Balbi. La nostra posizione è chiara, abbiamo già dato, abbiamo oltre 500.000 immigrati in Veneto, a molti dei quali dobbiamo pensare, abbiamo circa 30.000 disoccupati, immigrati che si erano integrati e oggi non hanno un posto di lavoro.